Eccoci con Luca Carraro, il capitano del Padova, una partita spettacolare che avete vinto anche meritatamente. Ma direi che sì, forse sulla base del gioco espresso abbiamo dato qualcosa di più. Diciamo che potevano vincerla entrambe le squadre, forse noi ci abbiamo creduto qualcosina in più, alla fine ci è andata bene. Allora, una partita rocambolesca perché in vantaggio voi di 2 gol, poi loro l'hanno riaperta e poi alla fine questa prodezza con Rodriguez, Crepaldi e Vettore che riescono a realizzare il 3-1. Però dicevamo una partita sofferta, giocata ad altissimi ritmi. È il bello del calcio a 5, spettacolo fino alla fine, la partita non è mai chiusa anche quando sei avanti di 2 o 3 gol, l'ha dimostrato questa prima uscita stagionale. Noi ci abbiamo creduto, siamo stati bravi, soprattutto un plauso va a Maddalosso che ha dato una palla a porta libera a Crepaldi. Non è da tutti avere la freddezza al 60° minuto di scaricare la palla sul secondo palo. È un ragazzo giovane e gli va dato merito. Un primo grande obiettivo l'avete già raggiunto, quello di portare tanta gente al Palasport. Infatti credo che questo sia forse il più grande successo di questa sera, nel senso che vedere gli spalti così riempiti è una gioia per gli occhi, è una carica in più, un sesto uomo in campo per noi che serve allora, inizia fra poco il campionato di C1, con quali ambizioni? Fare il meglio possibile, diciamo che l'importante è raggiungere una meritata e tranquilla salvezza il prima possibile e poi se c'è da togliersi qualche soddisfazione in più noi siamo qui. Allora l'invito a tutti i tifosi di continuare a seguirvi e quelli che non c'erano magari se vengono la prossima volta. Certo, noi giochiamo qui al Pala Gozzano della Guizza tutti i venerdì, un venerdì sera sì, un venerdì sera no, e accorrete numerosi perché abbiamo bisogno di voi.